La biodiversità è costituita dalle due parole bios e diversitas. Bios in greco significa vita e diversitas in latino indica la diversità. La biodiversità è quindi un termine che denota la varietà di organismi viventi. La varietà di organismi viventi comprende la diversità di specie, habitat e geni e tutte le fasi e i processi che si verificano all'interno di un ecosistema. La varietà delle specie si riconosce, ad esempio, osservando i moltissimi colori variegati dei fiori di un prato di montagna, dove ci sono più di 60 tipologie botaniche distinte. La varietà degli habitat è costituita da vari elementi ben distinti in un paesaggio. Nelle zone montane sono il risultato di diverse forme di utilizzo, come prati e pascoli, terreni con alberi da frutto sparsi, colture seminative o vigneti. La varietà genetica è rappresentata dalla ricchezza di geni diversi all'interno di una determinata specie, come esemplificato nella foto con patate tutte diverse. Gli ecosistemi sono realtà dinamiche nelle quali hanno luogo numerosi processi, come ad esempio la fotosintesi o i cicli di sviluppo, cioè dalla germinazione dei semi alla morte delle piante e alla successiva decomposizione della biomassa. La biodiversità è un prerequisito essenziale affinché gli ecosistemi siano in grado di fornire dei servizi alla comunità. La biodiversità permette stabilità ambientale agli ecosistemi e conferisce resilienza e resistenza a seguito di eventi perturbanti. Inoltre, facilita l'adattabilità degli ecosistemi alla modifica delle condizioni ambientali come i cambiamenti climatici. Gli indicatori vengono utilizzati per determinare il grado di biodiversità nelle aziende agricole di montagna. Nel progetto Top Value sono stati scelti i seguenti indicatori: varietà d'uso, che quantifica il numero di sfalci all'anno, ad esempio, intensità di utilizzo, riferita alla resa della superficie, che può essere aumentata, ad esempio, attraverso la concimazione, presenza di aree di interesse ecologico, ovvero il rilievo degli elementi paesaggistici come prati con alberi sparsi o muri a secco. Ricchezza floristica nei prati e nei pascoli, rappresentata dal numero di specie vegetali presenti nel prato e pascolo. Consapevolezza degli agricoltori sull'importanza della biodiversità, registrando per esempio anche iniziative intraprese per la sua tutela e promozione. Per concludere, è stato osservato che prevalentemente tutte le aziende agricole di montagna operano in modo estensivo, presentano diverse varietà d'uso e sono dotate di un elevato numero di elementi caratteristici del paesaggio. Queste realtà produttive promuovono la biodiversità e conseguentemente forniscono importanti servizi ecosistemici. Si evince che, al fine di preservare la varietà biologica, è necessaria la collaborazione con gli agricoltori, in quanto essi, attraverso l'uso del suolo e la gestione del territorio, influiscono notevolmente sulla biodiversità.